La mareggiata che purtroppo ha interessato tutta la costa veneta la scorsa settimana è stata particolarmente intensa, direi la più violenta degli ultimi anni. Una mareggiata così non si vedeva dall'Acqua Granda del 2019, dice Alessandro Berton, presidente dei balneari veneti, alla fine di una settimana fatta di interventi d'urgenza e conta dei danni lungo la costa, da Bibbiona al Delta. 10 milioni di euro il computo provvisorio. Come possiamo vedere dalle immagini, insomma, c'è stato un grande impatto dal punto di vista erosivo, la conta dei danni è tuttora in corso, i dati sono molto fluidi. Ma un conto è l'emergenza, un altro la programmazione degli interventi non più rinviabili, un modello di riferimento c'è già, si guarda al nord Europa. In Olanda è stato fatto uno studio su una costa che è per dimensioni e per tipologia di sabbia molto simile alla nostra, è stato creato quello che loro chiamano sand engine, il motore della sabbia, creando di fatto un deposito naturale da cui poi viene attinto il materiale sabbioso per andare a fare i puntuali interventi di ripristino. Il progetto è già all'attenzione di istituzioni locali e comunitarie, pure dell'università. Ovvio che servono risorse. Ancor prima occorre sciogliere una volta per tutte il nodo delle concessioni. Si va verso una nuova proroga, ma il problema resta. Siamo in ostaggio dei tribunali amministrativi. Agli imprenditori dobbiamo dare risposte certe e soprattutto dobbiamo mettere in condizione chi ha sempre investito e ha continuato ad aumentare il livello qualitativo della propria offerta di poter programmare l'attività anche per il futuro. Bertone intanto incassa un riconoscimento sia come imprenditore che in qualità di presidente di categoria. La prestigiosa rivista economica Forbes lo ha inserito tra i 100 imprenditori italiani più innovativi e influenti del 2023.